Il comune di Chioggia, entro il prossimo 10 settembre, affiderà a uno studio specializzato l'incarico per una relazione sui rischi connessi al deposito di GPL in Val d'Ario. Lo ha comunicato stamane il sindaco Alessandro Ferro a una delegazione di Insieme Arte a Mare Chioggia, associazione attiva a livello territoriale nei temi della differenza di genere, della cultura e dell'ambiente. Il comune si farà anche promotore di un ulteriore incontro tra lo studio che verrà incaricato e il comitato No GPL, mentre si attende l'avvio delle operazioni di collaudo all'impianto in via Maestri del Lavoro, che dovrebbero aver luogo entro ottobre o comunque in autunno. Nel frattempo è stato reso noto il verbale del tavolo tecnico convocato dalla Prefettura di Venezia e tenutosi nella sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a Mestre lo scorso 16 luglio, alla presenza di tutti gli enti coinvolti nel coordinamento delle operazioni di sicurezza relative al deposito. Gli orientamenti e le disposizioni del piano d'emergenza esterna sono contenute all'interno dell'articolo nel blog Chioggia Azzurra. E allora iniziamo la settimana con una doppia promozione qui alla Pescheria Cama ai Saloni, branzini e orate a 5,90 euro al chilo, ovviamente prendendone almeno 3 kg. In più ci sono le cozze che sono a 2,50 euro e prendendone 5 kg a 2 euro. Quindi cosa aspettate? Pescheria La Cama qui ai Saloni, vi aspettiamo, ciao! Intervento della Polizia di Stato ieri attorno alle ore 19 in via Zarlino a Chioggia, negli edifici residenziali della ex casa del pescatore in quartiere Tombola. Prima il sopralluogo di agenti in borghese, poi l'arrivo di una pattuglia motorizzata, hanno condotto al commissariato di pubblica sicurezza 2 giovani di sesso maschile, sospettati di reati inerenti alla produzione e commercio di sostanze stupefacenti. I 2 sono stati denunciati a piede libero e quindi incorreranno probabilmente in un prossimo processo penale avanti il Tribunale di Venezia. Da tempo gli inquilini della zona avevano notato un certo andirivieni nei condomini, che a questo punto è facile mettere in relazione con la presunta attività di spaccio. Il comune di Chioggia scarica al provveditorato alle opere pubbliche, ex magistrato alle acque, il barile degli espropri per quanto riguarda i terreni dove andrebbe tracciato il secondo ponte alla foce del Brenta, necessario per sbarrare la strada al Cuneo Salino. L'iter di realizzazione del progetto, ha detto il sindaco Alessandro Ferro, ha subito dei ritardi imputabili principalmente ai molti ricorsi presentati dai privati in merito all'intervento, a seguito dei quali il provveditorato, che è il soggetto attuatore, ha ritenuto opportuno attendere il pronunciamento dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonché l'esito degli stessi che si è prolungato negli anni. Puntare in questi ultimi mesi il dito sull'amministrazione, quale unico soggetto responsabile, è facile ma inopportuno e mi auguro che al tavolo tecnico di domani con il presidente Zanato, che ho fissato personalmente alcune settimane fa, questo venga evidenziato e si prosegua tutti con serenità e nella massima collaborazione. Continua l'assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo. L'iter si è rivelato particolarmente tortuoso anche perché gli uffici comunali avevano rilevato alcune incongruità nel piano particellare di esproprio legato al progetto ed è stato chiesto al provveditorato alle opere pubbliche di praticare una verifica, la quale ha confermato il rilievo evidenziato dal comune e ha portato a un aggiornamento del piano particellare stesso. Le recenti esternazioni ci rammaricano, conclude l'assessora Penzo. Mi auguro che di fronte a un tavolo di confronto si possa trovare un accordo per iniziare al più presto il cantiere, data la conferma dell'impegno di spesa delle somme relative a quanto di competenza del comune di Chioggia. Mercoledì 11 settembre inizierà il nuovo anno scolastico per quanto riguarda gli istituti dell'infanzia e gli asili nido e Chioggia dà prova di essere una delle città virtuose per quanto riguarda l'obbligo vaccinale. In entrambi gli asili nido comunali, ovvero l'Arcobaleno di Borgo San Giovanni e lo 03 in via Domenico Schiavo a Sottomarina, tutti i bambini iscritti sono regolarmente vaccinati. Lo conferma la dirigente comunale del settore servizi alla persona, Daniela Ballarin. Secondo il Corriere del Veneto, che cita fonti dell'ULSS 3 Serenissima, anche i bambini iscritti alle scuole comunali per l'infanzia di Chioggia sono a posto con i certificati che prevedono l'assolvimento dell'obbligo per quanto riguarda i 10 vaccini prescritti secondo legge. Tra i comuni virtuosi anche Mira, Mirano e Jesolo, mentre sono 47 i casi di famiglie che non si sono regolarizzate nel comune di Venezia.
Scoppia la grana degli affitti nelle case ATER. Molti inquilini e assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in questi giorni si sono visti recapitare a mezzo raccomandate nuovi canoni, aumentati in maniera vertiginosa per effetto della legge regionale 39 del 2017, entrata in vigore dal 1 luglio scorso. La norma prevede un nuovo meccanismo di calcolo degli affitti centralizzato a livello regionale e sta mettendo in ginocchio molte famiglie, soprattutto di anziani. A proposito, stamane è intervenuto il presidente della giunta regionale Luca Zaia.